Buongiorno, a nome dell'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto vi do il benvenuto, ringrazio il Calcio Padova per aver accettato l'invito, per noi è un onore e un piacere ospitarvi qui a Palazzo Ferrofini, che diciamo sempre la casa di tutti i veneti. A maggior ragione celebriamo oggi, attraverso questo momento istituzionale, un importante successo sportivo che, al di là del risultato in sé, è inutile negarcelo, promuove positivamente l'immagine della città di Padova e del Veneto in Italia e anche nel mondo. Io penso che il Calcio Padova, la promozione in Serie B, rappresenti un importante anche volano per lo sviluppo socio-economico e turistico dell'intera regione. Dunque vi ringraziamo. E ringraziamo anche il Calcio Padova soprattutto perché è un punto di riferimento nel territorio. Penso alle tante attività che portate avanti col settore giovanile, con l'Academy, ma anche con una collaborazione con importanti istituzioni, penso solo a quella che avete avviato con la Città della Speranza. Dunque grazie di cuore. Cedo la parola al Presidente della Prima Commissione, Luciano Sandonà, che ha veramente con passione voluto fermamente questo momento. E dunque a lui la parola per il resto. Grazie. Grazie Massimiliano. Grazie, mi associo anch'io al benvenuto di Massimiliano Ferrati, sono un po' anche emozionato, devo dire, e ringrazio il Presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin, l'amministratore Alessandra Bianchi per la grande disponibilità di oggi, l'allenatore Andrea Letti, il mister, che è stato protagonista della cavalcata di quest'anno, Lorenzo Crisetig. Insomma, i giocatori hanno dato tantissimo, ci hanno fatto vivere delle emozioni, un campionato, devo dire, che così emozionante, non vibrante, non ce lo ricordavamo da tanto tempo. Domenica tornando, venerdì anzi, 10 giorni fa, tornando da Lumezzane assieme con l'amico Andrea Recaldin, ci è venuta un po' questa idea, ispirazione di organizzare oggi un momento istituzionale e eravamo ancora molto emozionati, insomma, da quello che era successo, la promozione dopo un campionato come questo. Ecco. Saluto e ringrazio anche i miei colleghi, Elisa Venturini, Elisa Cavinato, Giuseppe Pan, Arturo Lorenzoni, che sono qui con noi e oggi hanno accettato il nostro invito anche loro con entusiasmo, anche loro seguono la squadra. Poi ringrazio anche l'assessore allo sport, Bonavina, che oggi insomma è con noi, anche lui insomma può dire qualcosa di calcio perché oltre a essere assessore allo sport di Padova ha avuto una frequentazione con i campi di calcio insomma di grande livello. Ecco. Dicevo, un campionato emozionante, vibrante, io direi anche eccezionale. Ieri sera abbiamo visto una partita altrettanto eccezionale che riguarda una squadra italiana, ma il campionato di quest'anno del Padova ci riporta indietro forse ai ricordi di Padova Barletta di 30 anni fa, cose di questo genere. Parlavamo con alcuni ospiti, alcuni ragazzi qua dei club che oggi hanno voluto essere con noi e li ringrazio. Poi sentiremo anche loro, un rappresentante loro, e appunto ha riacceso un entusiasmo nella tifoseria, nel popolo biancoscudato che non si vedeva, devo dire, da tanti anni. E abbiamo visto magari nella festa della sera, nelle piazze, in Prato della Valle, veramente c'era una partecipazione popolare di giovani che non avevamo mai visto sinceramente, e non avevamo colto tutto l'entusiasmo che è esploso sicuramente dopo tanti anni, dopo questi 6 anni di Serie C. Ricordo gli ultimi 4 anni siamo arrivati 3 volte secondi, insomma, quindi nessuno come il Padova meritava il salto di categoria. E credo che sia da sfruttare l'entusiasmo e il volano che si è prodotto quest'anno per fare, diciamo, un grande campionato il prossimo anno. Sono sicuro che lo faremo. Ecco. Ho anche rivissuto nella mente i momenti più esaltanti del campionato di quest'anno. Direi metterei al primo posto il gol di Spagnoli al 94esimo a Vicenza. Ecco. A proposito, voglio dire, benvenuti anche nella casa dei Veneti, sottolineo Veneti, quindi qua insomma ci sono un po' tutti. Facevamo qualche battuta con Massimiliano Ferrati l'altro giorno, insomma qua ci sono anche parecchi vicentini qua nel nostro consiglio regionale. Quindi al primo posto la rete di Spagnoli. Saluto il vicepresidente del consiglio regionale Enoc Soranzo, anche lui
presente, grazie con noi. Poi al secondo posto metterei l'impresa di Trieste con la rete di Bortolussi e soprattutto quello che è successo appena dopo il 94esimo, quando siamo ritornati prepotentemente in testa alla classifica. E poi metterei al terzo posto la rete di Buonaiuto al 94esimo con la Pergolettese, che ci ha permesso di mantenere il posto al momento in classifica. Quindi è stato sinceramente un otto volante bianco scudato, cioè specialmente le ultime giornate è stato un testa a testa veramente appassionato, ecco. Quindi volevo appunto, questa è la brevissima introduzione, saluto anche il vicepresidente della provincia di Padova, Daniele Canella, che è anche lui qui con noi, e quindi io darei la parola senz'altro al presidente Peghin e all'amministratore delegato Alessandra Bianchi. Se ci vogliono dire due parole, insomma, vi aspettiamo qui. Prego. Buonasera, innanzitutto grazie a tutti, grazie al Presidente Sandonà e a tutti i consiglieri regionali padovani che ci hanno fatto questo invito a venire in questa magnifica cornice di Palazzo Ferrofini, che io personalmente conoscevo, ma credo che il mister e Lorenzo, il capitano, non conoscevano, quindi penso che questo sia un bel momento. E viene dopo una stagione veramente al cardiopalma, come ha detto Luciano, c'è un anno di emozioni incredibili, dove, come si suol dire, tutto è bene ciò che finisce bene, perché quando una sfida così con il Vicenza, che fino all'ultima giornata c'è stato sul fiato sul collo, si risolve nella maniera in cui doveva risolversi, allora tutto è bellissimo. Io credo che si siano allineati i pianeti nella partita di Trieste, dove sono successe due cose contemporaneamente in quel bellissimo stadio che ci accoglieva, quindi c'è stata una gioia incontenibile là, e dopo i ragazzi hanno completato il cammino in due partite che non erano facili. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere crescere l'entusiasmo, l'interesse per la squadra. Nelle ultime partite c'è stato veramente un calore che credo i ragazzi abbiano sentito in modo particolare, ma ha fatto piacere a tutti noi, perché il crescendo che c'è stato nelle ultime partite a Leuganeo, nella trasferta di Trieste, e poi soprattutto quell'esodo a Lumezzane che ha concluso il cammino, è stato personalmente un ricordo che porterò per sempre nel cuore. Quindi veramente grazie per averci dato questa gratificazione, e soprattutto grazie a tutti i tifosi e grazie alla squadra che ci ha fatto sognare veramente. Ecco, Alessandra, ti lascio la parola. Buon pomeriggio a tutti e grazie anche da parte mia. Io aggiungo giusto una piccola cosa rispetto a quello che ha già detto il Presidente, ovvero sia io a quest'anno aggiungo gli anni precedenti, che sono stati anni dove abbiamo lavorato duramente, dove abbiamo cercato in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo, dove abbiamo messo energie, risorse, passione e non ci siamo mai riusciti. Tante volte mi è stato chiesto cosa mancava a questo Padova e ho detto che ci mancava un bel finale alla storia, e sono veramente contenta che quest'anno siamo riusciti a scrivere, penso, il finale più bello di tutti. Quindi anche da parte mia grazie al mister, grazie ai ragazzi che sono stati, diciamo, loro i primi artefici di questo straordinario cammino, e grazie ai tifosi che ci sono sempre stati. Allora, grazie. Mi associo anch'io ai complimenti alla società, perché davvero ha dimostrato serietà in questi anni. Poche società come il Calcio Padova sono così serie e determinata poi a raggiungere il risultato finale. Adesso volevo chiedere al mister e a Lorenzo Crisetig se venivano nei posti a dire qualcosa. Prego.
Buonasera a tutti intanto. Nulla, cerco di essere rapido, vi ringrazio per l'invito, perché io non sono veneto, sono lombardo, sono bergamasco, si sente dall'accento penso, però obiettivamente essere in questo contesto a ricevere un premio o a ricevere queste gratificazioni fa sicuramente molto piacere, quindi vi ringrazio sia a titolo personale ma soprattutto a nome di tutta la squadra, perché oggi io e Lorenzo siamo noi a fare rappresentanti, ma rappresentiamo un gruppo che ha fatto qualcosa secondo me di incredibile, e rivivere un po' le emozioni di cui abbiamo parlato prima ancora oggi mi ha emozionato ed è davvero bellissimo. Dicevo, abbiamo costruito qualcosa, ci abbiamo provato tanto, ci abbiamo lavorato duro, per me è stata la prima esperienza lavorativa in Veneto e quindi ho conosciuto i tanti pregi dei veneti, anche qualche difetto, però questo fa parte del gioco. La cosa bella però che posso dire è che mi sono sempre sentito a casa dal primo giorno, anche all'inizio quando magari c'era un po' di diffidenza, sia per il recente passato che anche per la mia figura che è un allenatore giovanissimo. Ho sempre sentito tanta vicinanza da parte della società, ma anche da parte di quei tifosi che poi ci sono sempre stati. Ha detto bene il Presidente in precedenza, è bello, io questo l'ho già fatto, è bello citare le persone che sono venute alla fine, tutte le persone che c'erano a Lumezzane, ma a me piace sempre ricordare quello zoccolo duro che dalla prima di partita, questo ne abbiamo parlato anche con i ragazzi in qualche pregara, quei 1617 paganti che c'erano nella prima partita di Trento, io quelli me li tengo stretti, legati al cuore, perché penso che sia bello e sia giusto esserci tutti quando si vince, però credo poi gli amici veri si vedano nei momenti di difficoltà, e non all'inizio. Non so, ho abbastanza capito adesso dopo un anno quali potevano essere le difficoltà, però ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine con maggior calore, con maggior affetto, tutte quelle persone che ci sono sempre state anche quando magari non era così popolare esserci, quindi sono stato benissimo e vediamo di continuare nel migliore dei modi. Grazie a tutti per esserci stati e per esserci oggi per questo bellissimo invito. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio anzitutto da parte di tutta la squadra per l'invito, per la giornata di oggi, una cornice così suggestiva come quella del Palazzo. Due parole molto semplici, è stato dal mio punto di vista un'annata molto dura, abbiamo sudato, abbiamo faticato molto col mister, con lo staff, con tutti quelli che sono giocatori a parte, fanno parte di questa squadra e ci hanno messo veramente fino a ogni goccia di sudore per arrivare all'obiettivo finale che abbiamo raggiunto. In un percorso così lungo, visto che, come è stato citato prima, facciamo parte comunque della regione del Veneto, è giusto citare, oltre al Padova Calcio, secondo me anche il Vicenza, perché entrambe le squadre abbiamo fatto un campionato veramente sopra ogni aspettativa, sopra ogni duello possibile da fare in un campionato come questo. Poi ovviamente siamo più felici di aver potuto raggiungere l'obiettivo di vincere il campionato, però mi sembra giusto ringraziare sia noi che anche loro per lo sport, per la giornata, per l'annata di sport che abbiamo portato a questa regione, a questo campionato. Grazie a tutti. Facciamo partire un breve video, breve, non è proprio brevissimo, ma 12 minuti, beh, insomma. Sono tutti i gol del calcio Padova quest'anno, quindi credo sia gradito. Dopo proseguiamo con gli interventi.
bellissime queste immagini. Beh, volevo anche ringraziare Michele Ruffa di Telenuovo che ha montato questo bellissimo collage. Adesso chiedo all'assessore Bonavina se vuole dire due parole, poi ai colleghi, iniziare da vicepresidente Soranzo, se vogliono dire qualcosa anche loro. Qui siamo. Prego, assessore. Grazie Luciano, ciao, sono molto arrabbiato perché, voglio dire, ho vinto 5 campionati in Veneto, mai mi avete fatto un'accoglienza del genere, per cui vabbè. È il primo. Dai, scherzo Luciano, ovviamente grazie a nome mio personale, ma grazie a nome di Sergio Giordani, di tutta la città di Padova. Tutta la città di Padova è riconoscente intanto a voi per questa bellissima iniziativa, ma poi è riconoscente alla società del Calcio Padova, e ho sentito dire tante bellissime parole, a parte il fatto che non si capisce chi sia più giovane tra Lorenzo e Matteo, ma a parte questo va bene, che insomma è una cosa molto, molto bella. Non arrabbiarti Lorenzo, che in campo esatto. Ma intendo dire che ho sentito dire tante bellissime parole, tutte da condividere. Credo che veramente mai come questa volta ci siano dei meriti straordinari da parte di tutti. Io non voglio assolutamente dimenticare anche la situazione di difficoltà oggettiva in cui questa squadra è emersa, perché non è normale che in una squadra di Serie C una frangia della tifoseria non sia presente alle partite in casa, ma voi siete stati ancora più forti di questa situazione. Io credo che le cose vadano affrontate così come sono. Questa è una realtà, un dato di fatto che sicuramente è importante, però io dico questa cosa per dare il merito a tutti, ma vorrei in particolare citare due persone. Una è Massimiliano Mirabelli, perché credo che l'opera del direttore sportivo sia stata un'opera che sotto gli occhi di tutti ha fatto la differenza, perché in primis ha scelto l'allenatore, e credo ho sentito parlare tutti prima, e io condivido al 100% che la mano dell'allenatore si veda tantissimo. E poi ha costruito un gruppo di giocatori, e il secondo grande ringraziamento io credo vada veramente al gruppo squadra, gruppo giocatori che lo dico anche qui con un po' di esperienza personale, dall'esterno si sentiva dire a febbraio mamma mia, ormai il campionato è vinto, stravinto, non c'è nessuno che ci può contrastare. In realtà non è così, i campionati veramente vengono vinti con un sudore continuo, con un'attenzione continua, e credo che quello che è stato un po' il campionato, cioè questa rincorsa da parte del Vicenza, apprezzo moltissimo Lorenzo quando ha dato i meriti, anche perché più forte è l'avversario, più forte siete voi, e quindi da questo punto di vista è una cosa molto importante. Però la soddisfazione che avete dato, e voi prima di tutti vi siete dati, credo vi rimarrà veramente dentro. Anch'io ho in mente queste immagini della città di Padova, era tantissimo tempo che non vedevo un entusiasmo di questo genere, vuol dire che è una città che si è svegliata grazie a voi, e quindi credo che questo sia il più grande merito che vi va riconosciuto. Ovviamente ho il piacere, la fortuna e l'onore di rappresentare la città di Padova. È sicuramente bello che voi rappresentiate il Veneto, ma lo dico con grande orgoglio che avere una squadra come la vostra in una città come la nostra penso sia una cosa meravigliosa. Quindi grazie veramente. Non so se i miei colleghi, il vicepresidente, voleva dire che lui qualcosa. Non ho molto da dire, però grazie a te. Io faccio molto veloce, vi ringrazio tutti, grazie di essere qui a Palazzo Ferrofini, grazie al presidente, al collega, all'amico Luciano per questa iniziativa. Non vorrei fare, Luciano, un intervento istituzionale finalizzato all'istituzionale. Saluto anche il presidente, tutta la presidenza, la società, allenatori, i giocatori, tutti quanti ovviamente, tifosi e tutti. Sto dicendo, non vorrei fare un intervento istituzionale perché vorrei partire dall'assessore Bonavina, l'ultimo passaggio che è quello, credo, veritiero. Sono figlio, lo sa il Presidente, di una storia dove
il calcio Padova l'ha vissuta non solo da persona, ma vista di famiglia. Sono cresciuto col calcio Padova e credo che vi va un grande grazie a tutti, dalle tifoserie fino alla società, perché avete rotto quel muro che da un po' di tempo sembrava che Padova fosse così sfortunata che agli ultimi metri non ci arrivava mai, no? Tant'è che molti nelle nostre case, nella nostra città, assessore nella nostra provincia, hanno cominciato a scrivere dappertutto dai che andiamo. Bene, io credo di poter dire che come Regione Veneto siamo felici, abbiamo tante realtà sportive e società importanti nei campionati cadetti, però da padovano vi va un grazie. Io credo che sia vero che grazie a voi la città di Padova, i padovani hanno ricominciato a crederci. L'entusiasmo c'è sempre stato. Io spero, Presidente Peghin, che l'imprenditoria, tutta la città adesso colga il grande sforzo, la grande opportunità, e una volta tanto anche l'amico che è scappato via, no? Il Presidente del gruppo, il capogruppo, Giuseppe Pan, che è cittadellese doc. Insomma, vivremo dei derby entusiasmanti, ma ognuno ovviamente il cuore batterà per i colori, il mio batterà per il bianco scudato, però una volta tanto ce la giocheremo e ce la giocheremo orgogliosi della nostra città, orgogliosi dei nostri colori e orgogliosi che sappiamo fare anche noi le cose fatte per bene. Quindi grazie a voi, grazie dell'opportunità e grazie di essere stato qui oggi e grazie anche a te Luciano della possibilità. Grazie Enoch. Elisa Ventolini. Volentieri. Allora un saluto a tutti, quindi alla società, ai giocatori, ai tifosi, uomini e donne, perché il bello è vedere la partecipazione appunto maschile e femminile, questo per dire che il calcio quindi viene sentito comunque anche dalle donne per tutto quello che comporta lo sport. Non ci sono tante parole da spendere se non per ringraziare il collega Sandonà per questa bella opportunità che dà. Come consiglieri regionali siamo venuti in forze, e questo quindi al di là delle tante parole la presenza, per esprimere quindi il nostro apprezzamento, per dimostrare che le istituzioni ci sono e sono vicine, non sono insensibili, anzi c'è una continua interazione tra il mondo dello sport e l'istituzione per 1000 motivi. Oggi quindi siamo qui per festeggiare non solo una promozione, ma permettetemi, come fanno sempre le istituzioni, anche per riconoscere dei valori che ci stanno dietro allo sport, che sono quelli della tenacia, della determinazione, della voglia di comunque rappresentare, del riconoscimento che viene dato anche ad una città, ai propri tifosi, all'impegno da parte dei giocatori. E quindi vogliamo essere qui proprio per riconoscere quelli che sono i valori dello sport e sostenere poi una realtà che è padovana e quindi veneta, per la quale noi dobbiamo essere orgogliosi. Quindi un grazie al Presidente Peghin per il lavoro svolto, insieme a tutti i collaboratori, un grazie ai giocatori per l'impegno, per la voglia di vincere, e poi un grazie a tutti i tifosi, perché senza il supporto, il cuore, la passione delle tante persone che danno questo sostegno non sarebbe possibile comunque andare avanti. E allora chiudo dicendo grazie per questa bella opportunità che viene data, forza Padova, e permettetemi anche da padovana, perché noi rappresentiamo tutto il padovano, un in bocca al lupo al Cittadella. Bene, allora adesso io volevo dare la parola, se non Arturo o la Elisa Cavinato, se volete dire. Arturo, prego. Grazie Luciano, grazie a tutti, veramente dal Presidente a tutta la squadra, complimenti. Io campionati ne ho vinti, ne ho persi, ma la spalla era ovale e quindi sì, in maniera diversa, ma riconosco che per arrivare ai traguardi veramente bisogna guardare lungo e tenere insieme. Quindi complimenti, perché ho visto anche dalle fotografie, ma da quello che percepisco oggi, che si è creato un clima positivo, un clima di collaborazione e di entusiasmo. Ecco, mi complimento di questo. Non so se il merito sia del Presidente, dell'allenatore, del direttore tecnico, ma io penso che sia di tutti. Il clima che si viene a creare
è una miscela, è un algoritmo che richiede la collaborazione di tutti, quindi di questo qua veramente grazie. Grazie perché fa più, diciamo così, ha più effetto un risultato sportivo come questo nel tenere insieme una comunità che non qualsiasi altro discorso, come la nazionale, voglio dire, ci sentiamo italiani quando gioca la nazionale, ci sentiamo padovani quando il Padova vince, quindi grazie di questo, perché questo è un risultato della città e di questo vi dobbiamo essere grati, come si è detto. Mi auguro che sia l'inizio di un percorso sempre di crescita e che soddisfazioni ne possano venire tante, per chi si impegna in campo, ma anche per chi ne gode dalla tribuna, perché, ripeto, sono soddisfazioni che sono soddisfazioni di tutti, quindi grazie davvero e complimenti. Elisa Cavinato. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità di portare un saluto e faccio le mie congratulazioni alla squadra. Li ringrazio perché devo dire che anche chi non era tifoso di calcio si è entusiasmato e avete dato veramente un'emozione a tutti quanti. Grazie per il lavoro che avete fatto, per lo sforzo e per il risultato, la promozione in B. Grazie. Bene, allora adesso volevo chiamare qua un rappresentante dei tifosi che quest'anno, devo dire, ha fatto un'impresa sportiva nell'impresa sportiva ed è Gianfranco Borsatti, che ha portato, si merita un applauso, ma ha portato più di 3.000 giovani ragazzi, atleti con le famiglie e gli accompagnatori allo stadio. Devo dire che questa è stata un'impresa, anche questa dettata dal grande cuore, non solo di Gianfranco, ma anche di collaboratori di Gianfranco, che adesso Gianfranco ce li dirà, e quindi volevo chiedere se Gianfranco ci faceva un piccolo intervento. Beh, tanto sono emozionato e ringrazio l'amico Luciano, che è un grande tifoso del Padova, perché ci sentiamo spesso, viene allo stadio e sono onorato della sua amicizia e dell'invito. Chiaramente saluto tutte le autorità e la dirigenza del Calcio Padova, il mister e il capitano, al quale vogliamo un gran bene, perché noi tifosi viviamo di passioni e di emozioni. Io rappresento un'associazione che si chiama Associazione Club Bianco Scudati Mario Merighi, che Mario Merighi è un veneziano, quindi fatalità, siamo anche in casa sua, dove lui ama Venezia, ma amava in una maniera grande il Padova e ha speso e continua a spendere la sua vita per questa passione. Per quanto riguarda l'iniziativa che abbiamo portato avanti e che ormai è 2 o 3 anni che si è consolidata con l'aiuto anche ovviamente del Calcio Padova, l'emozione che ci ha dato la promozione del Padova non è stata grande quanto l'emozione che ci danno ogni domenica i bambini quando li portiamo a vedere lo stadio, in senso proprio dello stadio come partecipazione di persone, ma soprattutto gli facciamo vivere un'emozione all'interno, dove gli facciamo vedere il museo, gli facciamo capire cosa che il Padova ha anche una storia importante nella tradizione. Insomma, lo sguardo di questi bambini ci dava già l'emozione ancora prima di scendere in campo, quindi è stata un'esperienza ed è tuttora un'esperienza meravigliosa di passione. Un'altra cosa importante che ci tenevo a dire è che tra le iniziative che stiamo facendo abbiamo finito di realizzare proprio 15 giorni fa un cortometraggio che ha come titolo Un sogno disegnato. Noi già prima ovviamente dell'evoluzione del campionato, perché non è una cosa che si improvvisa, abbiamo creato questa serie di immagini fatte da un giovane regista che è promettente e ci ripromettiamo di portarlo nelle scuole. Nelle scuole, perché anche lì il nostro compito di tifosi è incrementare questa passione per la squadra del nostro cuore, che è il Padova.
Volevo ringraziare poi tutti i collaboratori che ci hanno aiutato, perché noi ci recavamo allo stadio circa 2 ore e mezza, 3 prima della partita. Il presidente ci vedeva sempre l'amministratore all'opera e veramente tutte queste persone che si hanno veramente portato via ore alla famiglia e ci hanno aiutato a realizzare questo sogno, anche loro, e li ringrazio tutti. L'ultima cosa, il mister ci ha sempre citato perché lui ha avuto subito un'empatia nei bambini che è nata spontanea, e quando lui entrava in campo sentiva tutti questi bambini che gridavano mister, mister, e questo penso che l'abbia gradito molto e che l'abbia anche motivato. Un'ultima cosa, vedevo nei filmati i calciatori, se vedevate, quasi sempre venivano sotto la curva di questi bambini, perché veramente li sentivano tutta la partita incitare. Quindi grazie infinite di queste emozioni e sempre forza Padova. Grazie Gianfranco Borsati. Devo dire che anch'io da tifoso, quando andavo allo stadio, specie le prime partite che insomma non c'era il tifo, sentire i bambini che gridavano Forza Padova mi metteva un nodo alla gola, perché insomma è stato bellissimo quello che è stato fatto quest'anno, ecco, da parte dell'ICB e di Gianfranco Borsati, Federico Chinello e tutti gli altri, quelli che hanno collaborato. Allora rimane solo da parte nostra, diciamo, da parte del Consiglio regionale, una consegna, diciamo, di un riconoscimento alla società, se vuole venire anche il vicepresidente Soranzo e i colleghi, perché avevamo pensato di consegnarvi un riconoscimento per il campionato di quest'anno, con tutte le motivazioni che abbiamo detto anche nei nostri interventi, quindi anche di una crescita non solo dal punto di vista sportivo e calcistico, ma anche sociale, economico, e come volano per questa promozione per Padova e la provincia per il prossimo anno e per i prossimi anni. Grazie. Quindi direi, se venite qua, facciamo una consegna anche al presidente Peghin e all'amministratore Bianchi. Bene, pensiamo di poter concludere questo momento istituzionale. Ringrazio ancora il Calcio Padova nella figura del presidente Francesco Peghin, dell'amministratore delegato Alessandra Bianchi, del mister Matteo Andreoletti e del vice capitano Lorenzo Crisetic, di tutto lo staff, e ringrazio per la collaborazione l'ufficio stampa del Calcio Padova e tutti i tifosi intervenuti. Speriamo, per ovvie ragioni, di rivedervi presto a Palazzo Ferrofini. Un grazie a tutti, buona serata, anche chi ci ha ascoltato dai social.